Ma ti fa una domanda io a te, ma se al Napoli per una decisione del genere avesse perso la Coppa dei Campioni o perso la finale della Coppa dei Campioni, l'arbitro avrebbe avuto le palle per fare una cosa del genere e quello del VAR su una cosa che non è chiara e non è possibile capirla? Non l'avrebbe mai fatto. Allora, il rispetto dov'è? Il nostro punto vale come la finale della Coppa dei Campioni e questo mi fa incazzare, che non sopporto, perché se poi era dentro e il fallo di mano c'era, Mariani ti rompeva le scale, magari non lo capivi, vieni fuori e dici ragazzi è successo. In questa situazione è assurdo, non è sopportabile subire un torto così, perché questo è un torto morale. Al di là dei nostri tifosi e di tutti noi che ci tenevamo a fare risultati a Napoli, che c'è una rivalità sportiva importante e quindi ci tenevamo per tutti, per la nostra gente, per tutti, ma anche per il punto e per noi è vita. Allora, fatemi capire, no, perché io devo capire. Cioè, questi devono vincere a Napoli. Questo è il punto vero, reale. È che loro devono vincere a Napoli. Che loro sono salvi, non se ne fottono un cazzo del punto. Non è vitale il punto. Loro devono vincere perché c'è la rivalità col Napoli e perché i tifosi ci tengono a vincere col Napoli. Chiedo a voi del canale, perché io sono scordarello. Hanno fatto tutto questo casino col fallo di mano di Bernardeschi? No, e voglio capire, perché dato che la mia memoria non mi aiuta, hanno fatto lo stesso, è venuto il presidente in conferenza stampa, hanno fatto la stessa cosa col fallo di mano di Bernardeschi. Perché se lo hanno fatto, allora loro protestano sempre allo stesso modo per tutte le decisioni dubbie o clamorose, e allora se protestano sempre, protestano sempre. Ma se tu vieni a fare lo show perché hai perso col Napoli, e quando perdi con la Juventus non fa niente, a me mi viene il sospetto che tu con la Juventus 6 punti persi, la nostra salvezza non passa per queste partite con la Juventus, però col Napoli dobbiamo vincere, non ce ne fotte proprio. Col Napoli si deve vincere, in casa e fuori casa. E questo discorso purtroppo lo fanno molte altre squadre, che mettono le riserve contro la Juventus, tanto lo perdiamo lo stesso, che importa, prepariamoci per la prossima partita. Però col Napoli facciamo la partita della vita. Col Napoli è meglio spezzare le gambe a tutti, ma vincere per forza. Andiamo avanti. Quindi voglio vedere se questa decisione presa così in modo da fenomeno condizionava un campionato, condizionava uno scudetto, condizionava una Coppa dei Campioni. Avrebbe preso una decisione del genere, avrebbe chiamato, si avrebbero preso la responsabilità. È successo l'anno scorso. È successo l'anno scorso e nessuno ha detto niente. Quindi stai calmo, calmati, succede tutti gli anni e molto spesso sempre in una direzione per quanto riguarda l'Italia. In Europa succede uguale, il Tottenham è andato avanti con decisioni dubbie, la Roma è uscita con decisioni dubbie. Succede in tutto il mondo, col VAR, senza il VAR, quando l'arbitro è psicologicamente, quando è pagato, quando non è pagato. Succede in tutto il mondo, quindi stai calmo, che è successo contro il Napoli, è questo che ti brucia a te. Ci rendiamo conto un attimo. La comitata Mertens non ne parliamo. Cioè, se voi veramente volete dire che questa è una ladrata e che da oggi in poi nessuno si permetta mai più di parlare di Juve che ruba perché il Napoli ruba come la Juve, ragazzi, voi non state bene e io vi invito a farvi delle visite specialistiche, perché questo è l'episodio dubbio, il famosissimo episodio dubbio, che possiamo stare 25 giorni a parlarne, e l'ha detto anche lui. Non ne usciamo più. Hai voglia a far salire le righe ortogonali, la geometria, le cose, rimarrà il dubbio sempre, e sull'episodio dubbio è inutile parlare, lo decide l'arbitro. E vi dirò di più, in questo caso sì che il Napoli è più potente del Cagliari e avrebbe fatto molto più rumore non darlo. Ed è chiaro che l'arbitro in questo caso, lo ammetto tranquillamente, ha avuto sudditanza nei confronti del Napoli, che è più importante del Cagliari. Probabilmente se fosse stato Napoli-Roma, Napoli-Inter, Napoli-Milan, aiuto, non fa niente, non lo vado a rivedere. Se mi fai andare a rivedere, poi devo prendere una decisione. E se devo prendere una decisione, se resto col dubbio, scontento comunque chiunque, non mi farà andare proprio al VAR. Perché così è.
Così è. E noi, quando una decisione è dubbia nei nostri confronti, noi lo diciamo subito, perché noi non siamo abituati. A noi è tipo una ogni 10 campionati che ci va bene. Quindi quando succede in nostro favore lo diciamo subito, senza alcun problema. Noi vogliamo parlare di calcio, ma quando succede una cosa del genere... Ma in questo caso mi dispiace, Mertens gomitata in faccia, se col pallone da un'altra parte era il rigore coppo primo tempo, quindi anche tutto questo parlare, poi magari se Insigne lo sbagliava nel primo tempo, oppure l'avrebbe tirato Mertens, lo segnava e il Napoli vinceva 5-0, oppure magari lo segnava e il Cagliari aveva la reazione prima, è inutile parlarne. C'era un rigore nel primo tempo, non dato. Secondo me quel rigore influenza anche la decisione sul secondo rigore, perché sono nel dubbio, ok? Ma io sono sicuro che a fine primo tempo all'arbitro ci hanno detto guarda che la comitata su Mertens era netta, l'hanno vista tutte le televisioni e chi lo sa ancora ciaccata. Di conseguenza, quando avviene un altro episodio dubbio, la lancetta pende da quella parte dove non hai dato nel primo tempo. È evidente, è evidente. È un discorso che a me non piace, perché è un fare arbitraggio politicamente, perché tu non devi fare il doppio errore se ci fosse il doppio errore, ma in questo caso potete parlare quanto volete voi. Commenti aperti, sfogate, siamo noi ladri. Ne è successo uno per il Napoli? Per quello che è successo al Napoli ce ne sono 15 dei vostri, o 25. Quindi se volete fare la lista... fate la lista bene e pigliamo questo del Napoli, 25 dei vostri. Poi ne pigliate voi un altro del Napoli, vi piace sempre dire Mertens a Crotone. Mettiamo Mertens a Crotone e altri 25 dei vostri e in un denk di fa tutto questo bordello. Quindi un bacio al presidente del Cagliari, che la sua cosa è proprio quella, la rivalità col Napoli, dovevamo vincere col Napoli, e chi ti è morto? Vai a vincere con la Juventus, fai la stessa partita con la Juventus e dimostrami che vuoi vincere tutte le partite come giochi contro il Napoli, e non solo perché c'è la rivalità tra tifosi, che non aiuta l'ambiente, non aiuta niente. Quando poi succede un torto con la Juventus, con il Milan, con l'Inter, eccetera, eccetera, fai le stesse proteste. Poi parlamma. Da New York, Valerio Fluido, è tutto. Di calcio non si può parlare. Non è Bonucci, fa lo sgambetto di Ligt, non è Bonucci. Sta andando verso la palla, quindi